La squadra più giovane del campionato contro la più sarda di sempre. Un buon pomeriggio da Via Vienna Basket, Serie A2 femminile. Oggi la terza giornata d'andata di questo girone A, San Salvatore Selagius e Sanga Milano. Io sono ovviamente con i due rappresentanti delle due squadre. Inizierei per ragioni di ospitalità dalla squadra ospite, ma abbiamo Emanuela Tinti che non vediamo nei campi davvero da tantissimo tempo. Allora il capitano storico del San Salvatore Selagius, intanto come sta? Sto abbastanza bene, le cose stanno andando, spero, nel verso giusto e speriamo magari, che ne so, a breve, non dico di rivedermi in campo, però di essere un po' più presente e di riuscire comunque a dare sempre il mio contributo, anche se da fuori, alle ragazze. Lo vediamo che stai davvero tanto bene, ci sono 2 giornate di questo tuo San Salvatore. Scendiamo subito nei particolari tecnici, una squadra che mi pare un po' più lunga rispetto a quella che nella quale tu hai potuto giocare per tanti anni. Sì, sicuramente quest'anno Fabrizio può contare, il coach può contare su una panchina abbastanza lunga, quindi questo non può che essere un punto di forza per la squadra, perché Fabrizio avrà la possibilità di dosare la forza di tutte, la fatica di tutte, e quindi riuscirà a gestirle un po' meglio, quindi sicuramente a fine anno si riuscirà ad avere come si può dire, un'amalgama migliore. Un'amalgama migliore. Ringrazio e saluto, non l'ho fatto prima, Andrea Piccinelli, vice allenatore e responsabile del settore giovanile Gran Bella Realtà Milano, diciamolo subito, la più importante del basket femminile in città. Beh, cerchiamo di esserlo, ecco, insomma, i numeri ci danno ragione, visto che dal mini basket a tutto il settore giovanile abbiamo un bel movimento, abbiamo tutte le squadre che giocano nelle fasce elite. E siamo in crescita, questa è la cosa più importante. È un confronto al vertice, in realtà siamo soltanto alla terza giornata, però voi, Selagius, Sesto San Giovanni e ancora un'altra squadra, Orvieto, siete a punteggio pieno, gioco forza una delle due oggi dovrà interrompere la striscia. Eh sì, ma con Selagius sono sempre state belle partite, sempre combattute, sono convinto che sarà così anche oggi, perché Selagius è un'ottima squadra, abbiamo grande rispetto per loro, ha ottime giocatrici, è allenata bene. Però noi siamo venuti qua per giocare la nostra pallacanestro e quindi io ripeto, siamo convinti che sarà una bella partita e poi vediamo, speriamo che vinca il santo migliore, non so, San Salvatore contro San Gabriele, vediamo. Torno un attimino da Manuela. Allora, Cinzia Arioli vuol dire tantissimo per questa categoria, ma anche Manuela Brusa, Delia Gagliano, insomma una squadra davvero notevole. Quali potranno essere i pericoli in questa partita? Milano che si dice molto dinamica ma molto giovane, quindi immagino che l'esperienza possa essere importante. Beh, sicuramente l'esperienza di Cinzia per noi è fondamentale, perché a parte che dà una mano a tutte, è sempre lì pronta ad aiutare nelle difficoltà, è sempre quella che comunque cerca di svegliare un pochettino e di risistemare delle situazioni. Poi comunque con l'innesto anche di Manuela, di Brusa, di Delia, sicuramente le cose andranno nel verso giusto, insomma, riusciranno a giocarsela sicuramente. Milano continua a investire tanto sulle giovani, costruisce squadre giovanissime, le mette in piedi, poi le chiedono tutte le vostre giocatrici, ogni anno rinizia da capo ma fa sempre meglio. Sì, è anche uno stimolo questo per noi, abbiamo puntato ormai da qualche anno sulla linea giovane, sulla linea verde, ovviamente mixata con alcune giocatrici di esperienza e questo ci sta dando ragione, insomma, fa anche piacere che altre realtà poi a fine dell'anno vengono a cercarci le nostre giocatrici, vuol dire che stiamo lavorando bene e vogliamo continuare così. Il piano partita per arginare Selagius qual è? Il piano partita è cercare di giocare meglio di loro, perché sono convinto, ripeto, che sarà una bella partita, loro giocano bene, noi cerchiamo di giocare bene e cerchiamo di giocare a pallacanestro, a costruire e non solo a distruggere. Allora io ringrazio ovviamente i miei 2 ospiti che, come vedete, le immagini di Andrea Farris raccontano la presentazione delle squadre. Ricordo che siamo in diretta streaming su direttasport.it e i numeri ci dicono che da Milano ci seguite veramente in tanti. Grazie a tutti e buon match. Per noi un piccolo video spot e poi andiamo subito in diretta qua per la terza giornata di andata per San Salvatore Selagius, Sanga Milano.
Siete in diretta dal Palasport di Via Vienna per questa terza giornata di andata dei campionati di Serie 2 femminile. Ricordiamo, San Salvatore Selagius e Sanga Milano sono insieme a punteggio pieno, insieme però a Geas San Giovanni e Orvieto. Come detto, una delle due formazioni dovrà gioco forza interrompere questa striscia positiva. Due squadre abbastanza diverse, certamente una squadra molto più lunga, quella del San Salvatore Selagius, ma una squadra molto dinamica e atletica, nonostante la giovanissima età che, pensate, non supera i 21 anni, quella del Sanga Milano, allenato da Ugo Franz Pinotti. Si tratta dell'8º campionato consecutivo in Serie A2 della formazione lombarda, del 9º anno sulla panchina di Ugo Franz Pinotti, che è stato l'artefice della promozione della Serie B1 nazionale, che poi ha portato a risultati davvero prestigiosi. Il più importante, quello della stagione 2012-2013, il terzo posto assoluto, che rappresenta davvero il miglior risultato di sempre al termine della regular season, e poi una promozione in A1 svanita per un soffio nella finale contro il San Martino, che poi fu promosso in A1. Molto bene anche la scorsa stagione, dove la squadra nero-arancio, nonostante un'età media vicina ai 20 anni, riuscì a raggiungere la semifinale nazionale, persa poi contro la Corazzata Bruni, che anche in quella occasione riuscì a conquistare il salto nella Serie A1. Dall'altra parte un San Salvatore Selagius, come detto, più lungo rispetto alle edizioni precedenti, la nuova dirigenza guidata dall'avvocato Marco Mura, che ha dato davvero una ventata di grande novità anche sul tema della comunicazione, di cui noi siamo anche artefici con la nostra agenzia di uffici stampa. Cinzia Arioli è la perla del mercato estivo della formazione selargina, ma c'è anche una Ana Ljubenovic confermata a gran voce per i numeri e per la personalità, insieme a Ada De Pasquale, oltre poi all'arrivo di Delia Gagliano, di Francesca Russo e di Manuela Brusa. Davvero una squadra che ha tra le sue corde la capacità di mantenere intensità nonostante il cambio di casacca presente in campo. Appena un secondo, anzi, come avete sentito, suona la sirena di Via Vienna, e dunque andiamo a leggere subito lo starting five delle due formazioni in campo. Iniziamo dalle padrone di casa: Ana Ljubenovic con il numero 4, Ada De Pasquale con il numero 5, Anna Lussu, il motorino inesauribile di casa San Salvatore, con il numero 6, Cinzia Arioli con il numero 1 e poi Delia Gagliano, uno dei prospetti su quale coach Staico sta davvero investendo tanto. È la giocatrice che ha maggior minutaggio in queste prime due giornate di campionato, con ben 34 minuti di utilizzo in campo, oltre a, cioè subito dopo di lei, Ana Ljubenovic con 31 minuti. E poi, come detto, invece tanta rotazione negli altri ruoli. In casa Sanga Milano con il numero 7 Roberta Martelliano, con il numero 4 Federica Pozzecco, con il numero 10 Giulia Maffenini, colei che ha grandi punti nelle mani, con il numero 21 Liga Vente, e a chiudere lo starting 5 con il numero 9 Sara Canova, che per scelta tecnica non era stata protagonista in campo nell'ultima gara di campionato delle Tigri milanesi. Avremo una determinazione feroce, queste le dichiarazioni di coach Ugo Franz Pinotti. La determinazione invece sembra tutta di casa Selargini, con una Ada De Pasquale lasciata colpevolmente liberissima, che mette dentro i primi sofficissimi 3 punti del match. Dunque 3-0 per Selagius. Il gioco spalle a canestro di questa giocatrice lettone, Liga Vente, una pivot del 1991 di ben 191 cm, vale il 3-2 d'avvio. Potrà essere un problema quello di gestire i centimetri della lunga lettone per la formazione selargina, che ha probabilmente più gambe e buon atletismo, ma non ha la fisicità che è invece nelle corde della formazione ospite. L'avete visto adesso il tentativo spalle a canestro di Delia Gagliano, il recupero di casa milanese. Dunque si riparte con l'offensiva di Milano, la penetrazione della numero 7 Roberta Martelliano, decisa e convinta per il 4-3, che vale il primo sorpasso per la formazione milanese. Lussu in possesso di palla. Siete in diretta stream, in diretta sport.it, la casa dello sport sardo, qui a raccontarvi una delle 20 discipline presenti sul nostro sito, ma davvero tante novità, oltre al match tra Cuscagliere e Albino, altro match in calendario in questa terza giornata della Serie 2 femminile, anche tutti gli highlight della Serie D di calcio. Ma state collegati alla nostra pagina Facebook, perché ci potrebbero essere anche importanti sorprese per quanto riguarda il mondo del calcio a 5, soprattutto anche in questo caso del calcio a 5 in rosa. Lussu adesso riceve il blocco di Delia Gagliano, non riesce ad andare via
Sanga. Molto brava invece in questo caso Galliano a cercare la penetrazione, il raddoppio difensivo, fa un po' fatica in questo momento Selargius a trovare il canestro, brava Rioli a trovare il pertugio giusto per andare in penetrazione, però anche in questo caso molto brava Ligavente nell'aiuto difensivo a rallentare la penetrazione di Arrioli. Si riparte con troppo poco tempo a disposizione, riesce comunque Selargius a giocare la propria offensiva al tiro, dunque può ripartire dai 14 secondi, sono adesso 9 secondi per andare al tiro, davvero una difesa molto intensa. In questo caso però Milano si dimentica Ana Lubienovic sotto canestro e dunque nuovo sorpasso per la formazione di Selargius 5-4. Sono sempre state gran belle gare quelle tra San Salvatore Selargius e Sanga Milano, spesso e volentieri giocate con grande vigore atletico e decise solo negli ultimi minuti. Io ricordo un match di 2 stagioni fa nella quale Maffenini era stato artefice di ben 40 punti, Maffenini che oggi vedete con i suoi vistosi tatuaggi e con la maglia numero 10 sulla casacca. 5-4 ancora il risultato, 7:37 da giocare, in punta la giocata di Ada De Pasquale, la penetrazione proprio su Maffenini, brava già a seguire con le gambe la penetrazione di De Pasquale, dunque può ripartire Rossini, Canova e poi il pallone sotto per Martelliano, c'è il fallo, il primo fallo personale di Anna Luss, dunque Martelliano andrà in lunetta. Intanto Ugo Franz Minotti chiama il primo cambio, esce la numero 5 Ludovica Rossini, entra invece la numero 4 Federica Pozzecco. Dentro a segno il primo dei 2 tiri dalla lunetta di Milano per il 5-5 quando sono passati appena 2 minuti e mezzo. Qua il tentativo di rimbalzo sia di Galliano che di Canova, alla fine a toccare per ultima secondo i direttori di gara che sono i signori Fabrizio Suriano e Riccardo Falcetto e la giocatrice di casa, e dunque sarà nuovo possesso per Milano. Siamo anche facilitati dalla presenza dei cognomi sulle maglie dei giocatori milanesi. Martelliano in penetrazione, non riesce ad andare via, non si capisce bene, molto brava invece in questo caso la difesa selargina, il recupero di Anna Lussu, però la palla è un po' troppo lunga, non arriva nelle mani di Ada De Pasquale, dunque si ripartirà dalla rimessa laterale per Milano. Staico in settimana ha detto dobbiamo migliorare qualcosina in tema di approccio e di intensità difensiva, se riusciamo a fare questo sicuramente sarà tutto più facile nel proseguo del torneo, un torneo che Giocoforza dovrà in qualche modo vedere la formazione selargina un po' più protagonista rispetto a quanto ha fatto negli ultimi anni, dove probabilmente la salvezza era l'obiettivo principale. Qui ci sono tutti i margini per poter giocare per qualcosa di più importante, come ad esempio la partecipazione alla griglia playoff. Lubienovic lasciata libera, il tiro però è un po' troppo lungo, il rimbalzo è di Ligavente, dunque si riparte dall'offensiva di Pozzecco. Ora invece è Maffenini ad avere più di 2 metri liberi per tirare, trova infatti la tripla. C'è qualcosa che non funziona in tema di aiuti difensivi e allora c'è il primo time out chiamato da coach Staico con probabilmente l'8 pari, perché se non sbaglio il tabellone elettronico non ha ancora aggiornato il risultato. Squadra nuovamente in campo, devo immediatamente correggere il risultato che vede avanti la formazione ospita per 8-5, siamo stati ingannati dagli 8 punti messi per errore a favore della formazione locale. Intanto è entrata la giocatrice con la maglia numero 13 Francesca Russo, che è quella che è di fatto Giulia Maffenini per la formazione lombarda, almeno per quanto concerne questa prima parte di stagione, perché Francesca Russo viaggia addirittura a 17,5 punti in 19 minuti di utilizzo, giocatrice che non è stata messa in campo nella fase iniziale da coach Fabrizio Staico per fare spazio a Cinzerioli che però, come vedete dalle immagini di Andrea Fari, si è seduta in panchina, probabilmente qualche piccolo problema fisico, muscolare per Cinzerioli, che abbiamo visto tenersi la gamba a destra se non sbaglio nei primi minuti del match. 10-5 risultato, piccolo strappo per Milano in questa prima parte della prima frazione di questa terza giornata di andata della Serie A2. Lubienovic, pallone per Russo, il taglio di Lubienovic che prova a uscire dal fondo, fa fatica Russo, ha lo spazio adesso per trovare la tripla, non è precisissima Selargius da dietro l'arco, un 0 su 3
in questi primi 4 minuti e 40. La palla adesso è per la giocatrice lettone che gioca in punta lontana da canestro. C'è la pressione di Anna Lusso che in qualche modo facilita l'anticipo di Russo, che come vedete va in penetrazione, non velocissima a dire il vero, ma va a subire il fallo da parte della numero 7. Si tratta di Roberta Martelliano e in effetti un intervento abbastanza al limite del regolamento. Saranno dunque 2 tiri liberi dalla lunetta per Francesca Russo, quando il risultato segna il 10-5 per la formazione lombarda. Va a segno il primo dei 2 tiri del play della Guardia di Tarquinia, classe 1996, 178 cm, arriva dall'esperienza prima a Battipaglia in A1, poi a Salerno, dove ha viaggiato alla media di 7 punti a partita. A segno anche il secondo dei 2 tiri liberi, dunque conferma precisione da dietro l'arco e freddezza Francesca Russo, e si riparte dal -3 Selargius con 4 minuti e 53 da giocare. La penetrazione adesso con l'ottima circolazione da parte di Milano, che fa arrivare la palla nelle mani della giocatrice con la maglia numero 4 Federico Pozzecco, che trova un'altra tripla. Dunque possiamo dire certamente migliore approccio da parte di Milano, soprattutto in tema di precisione da dietro l'arco, con un, se non sbaglio, un 3 su 3 da 3 che vale il +6 milanese. De Pasquale ancora in penetrazione, non riesce però a trovare un tiro facile. Poi c'è il fallo di Anna Lussu allo scadere del tempo, il fallo di Anna Lussu, e dunque si ripartirà da un nuovo possesso milanese. Citiamo anche la panchina a disposizione di Ugo Franz Pinotti, Paola Novati con la maglia numero 3, Stefania Guarnieri con la maglia numero 6, Valentina Giulietti con la maglia numero 14, Loriana Valli numero 19 e Laura Galliano, non Gagliano come quella selargina, per la formazione milanese. Recupera palla ancora Selargius, palla ora nelle mani di Ada De Pasquale, il taglio, esce fuori dal fondo Anna Lussu, però arriva poi, non si accorge dell'uscita dal blocco Ana Lubienovic, penetra molto bene Francesca Russo con la mano sinistra, non riesce però a dare la giusta, imprimere la giusta forza al pallone che si arena sul ferro. Ora c'è un fallo fischiato a Ana Lubienovic, spinge la giocatrice Lala Slovena e dunque si ripartirà dalla rimessa milanese con Milano che è in vantaggio di 6 lunghezze, 13-7. Siete in diretta streaming su directasport.it. Siete davvero in tanti a seguirci, allora andiamo a salutare i tanti tifosi milanesi. Sappiamo che Milano è davvero una realtà molto apprezzata e molto importante, la più importante del mondo del basket femminile cittadino. Ora poteva giocare in backdoor Anna Lussu, invece non si capisce ancora con Francesca Russo, sta un po' faticando a trovare le giuste misure all'intensità difensiva data dalla giovane formazione milanese, San Salvatore Selargius, e allora non può che affidarsi alla fisicità e alle giocate di esperienza di Anna Lubienovic come in questa occasione per rimanere agganciate. Brava in questa occasione ancora Lubienovic a giocare d'anticipo. Guardate come tornano immediatamente in difesa le giocatrici in maglia bianco-arancione, con Maffenini che adesso gioca addirittura un coast to coast, pallone per Pozzecco che giocava quasi a rimorchio. Il pallone però è troppo lungo e allora si riparte, si corre tantissimo in questo momento della gara. Ora è Lubienovic invece a tornare a rimorchio, Russo non se ne ravvede, allora gioca fronte canestro contro Pozzecco, cerca il blocco di Gagliano, però pallone decisamente fuori misura, gambe che non rispondono, per poco Russo però stava anticipando la sfera in questa occasione. Martelliano, la palla è lunga, brava ancora Ana Lubienovic ad arrivare per prima, spizzare questo pallone e indirizzarlo sul fondo. 16 secondi dunque per Milano, 2 minuti e 20 da giocare, 15-9 il risultato. Ancora Maffenini dal fondo, Pozzecco, esce Martelliano, c'è un fischio, c'è un problema se non sbaglio per Ana Lubienovic che si è dovuta fermare, forse un problema non si capisce se forse un colpo al volto, colpo alla bocca per Ana Lubienovic. Prontamente i direttori di gara fermano il gioco, arrivano
le urla di incitamento da parte del pubblico selargino, come sempre presentissimo, nonostante l'orario che non è dei migliori per giocare queste gare, un orario che si rende necessario dalla necessità di facilitare in qualche modo il ritorno a casa della formazione ospite, compatibilmente con quelli che sono la gestione dei costi di un campionato come quello della Serie A2 femminile. Maffenini con un tiro un po' fuori ritmo e se vogliamo anche un po' forzato, che va a sporcare la percentuale nel tiro da dietro l'arco della formazione milanese. Ada De Pasquale non riesce neanche in questa occasione ad andare via alla pressione difensiva da parte di Milano, difesa di Milano che costringe Selagius a giocare molto lontano da canestro. Sta cadendo quello che Staiko temeva probabilmente, la mancanza di una lunga del ruolo vero da parte di Selagius crea qualche problema nel mettere presenza sotto i tabelloni. Intanto continuano le rotazioni, fa rientro sul terreno di gioco l'esperienza di Cinzarioli, qualche minuto di riposo invece per Anna Lussu e Maffenini invece che andrà in lunetta per 2 tiri liberi con 8 punti di vantaggio per Milano. Dunque qualora Maffenini dovesse mettere a segno questo tiro, così ha fatto, Milano si avvicinerebbe, e così è successo, alle 10 lunghezze di vantaggio, 9 per ora. Arioli. L'1 contro 1 di Arioli, non è fortunata in questo caso l'ex giocatrice del Cuscagliari, dunque Milano può ripartire ancora con Maffenini, pallone per Canova, buona guardia di Anna Lubienovic, dimenticata invece completamente in questa occasione Federica Pozzecco. L'aiuto difensivo possiamo dire che non ha funzionato per nulla in casa giallonera. In questa occasione Pozzecco ha dovuto semplicemente appoggiare con la mano forte nonostante la penetrazione da sinistra per il più 11 di Milano. Dunque fatica Selagius in questa fase iniziale. Ora Galliano trova invece un importante canestro giocando sul fisico, 180 cm, quindi non altissima, 7,5 punti di media in 34 minuti di utilizzo, e come detto la più utilizzata dal coach Staifico. Addirittura Galliano qua è un artefice protagonista di una bella stoppata a Sara Canova, una stoppata figlia forse della sorpresa, non si aspettava la prontezza di riflessi. Galliano che poi va a conquistare anche un ulteriore rimbalzo, chiama lo schema Cinzarioli. Ancora Lubienovic che prova a cercare Galliano che è costretta poi a portare il blocco sulla De Pasquale. Poche idee in casa Selagius. In questo caso Arioli subisce il fallo della giocatrice numero 7 Roberta Martelliano, e arrivano anche i primi 2 cambi di Ugo Franz Pinotti. Escono Canova e Martelliano, dentro la giocatrice con la maglia numero 5. Si tratta di Ludovica Rossini, playmaker del 1997, e la giocatrice con la maglia numero 3 Paola Novati, classe 1998, quindi davvero stiamo parlando di 18 e 17 anni per Milano in campo in questo momento. 11 secondi da giocare, 20-11, c'è un altro fallo subito dalla formazione selargina. Intanto non ci siamo accorti di un altro cambio anche per le padrone di casa. È entrata Michela Laccorte con la maglia numero 21 ed è uscita Ada De Pasquale. Arioli non mette a segno il primo dei 2 tiri liberi. Non commette lo stesso errore Arioli nel secondo tentativo, e dunque 20-12, ultimo possesso per Milano, 8 secondi. Vediamo se sarà lesta in questa occasione Pozzecco a trovare la via del canestro. Ci riesce, ma non riesce a trovare i 2 punti. Finiscono dunque i primi 10 minuti, 20-12 il risultato qui in via Vienna. Allora, piccolo spot per noi e poi torniamo qui a Selagius per raccontarvi la seconda frazione di San Salvatore Selagius Milano. Ho deciso, compro quel divano là, c'è il market vicino, la scuola per i bambini, è tutto perfetto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vediamo 2 belle casette per lei. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono 2 soluzioni indipendenti. Buona giornata, no, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. La
formazione milanese è in vantaggio 20-12, le squadre rientrano in campo, un San Salvatore un po' in difficoltà soprattutto nel provare a battere l'intensità difensiva della squadra milanese, anche in virtù dell'assenza di quei centimetri che invece dall'altra parte Ugo Franz Pinotti può utilizzare grazie alla presenza della pivot lettone classe 91 di ben 191 centimetri, Liga Vente. Per lei un passato a Stabia con 9 punti di media l'anno passato, si sta in effetti confermando anche con la formazione lombarda, mettendo a segno 14 punti in 33 minuti di utilizzo, soprattutto una giocatrice molto dinamica. In questo caso era ottimo lo scarico per Federica Pozzecco, che dopo il blocco non si è però avvicinata a canestro, chiamando la palla nella giusta misura. Si riparte da Francesca Russo. Michela Lacorte appena entrata, ancora Delia Gagliano, qua il taglio di Lacorte dietro Pozzecco, Gagliano decide di scaricare comunque la palla alla compagna, e invece coach Staiko chiamava il tiro di Gagliano se non si è marcati. Preferito invece giocare con la compagna, l'ex giocatrice, anzi la giocatrice algherese, ex giocatrice della Mercede, Maffenini. Arresto tiro invece no, scarico per la giocatrice numero 3 milanese, si tratta di Paola Novati, fa fatica adesso Milano che non riesce a risolvere, lo fa però ottenendo un ulteriore rimbalzo. Ancora Novati, circolazione per Milano, Pozzecco ha tutto il tempo per tirare, recupera la palla Gagliano, c'è il contropiede, ma guardate come Milano è bravissima nell'equilibrio difensivo, riportandosi immediatamente con 4 giocatrici a difesa del proprio canestro. La Corte prova a uscire dalla guardia di Maffenini, c'è però la pressione di Maffenini e fa fatica anche la Corte, 3 contro 2 per Milano, decide invece di giocare a rimorchio su Maffenini, che però commette infrazione di passi appoggiando per prima il piede perno, e dunque infrazione di passi per Maffenini. La Corte, Gagliano ancora l'1 contro 1 con Cecinzia Arioli, arresta il tiro di Arioli, non è precisa anche in questo caso Arioli, un po' in difficoltà perché non liberata nelle sue giocate migliori, che sono quelle fronti libere a canestro, magari col tentativo da dietro l'arco. Maffenini, buona la difesa adesso di Selargius, tocca la palla Liga Vente, ma la palla finisce fuori il rettangolo di gioco, e dunque siamo 1 minuto e mezzo in cui non si segna né da una parte né dall'altra. Il risultato rimane cristallizzato sul Menotto Selargius, 20-12. La Corte. Molto brava Arioli in questo caso, lo stesso Lubienovic, scarico per Russo, peccato perché in questo caso sarebbe stata una tripla importante per Selargius, anche perché costruita su un'ottima circolazione e su buona freddezza. Brava Lubienovic qua a giocare d'anticipo, la palla nuovamente nelle mani di Maffenini, il blocco di Liga Vente, si gioca in pick and roll, brava in questo caso la giocatrice lettone a sfruttare la parte sinistra del corpo, quella in cui si è più forti, soprattutto in chiave offensiva. Qua c'è l'errore, per poco l'errore sulla palla che arriva nelle mani di Lacorte, riesce però ad arrivare per prima sulla palla Gagliano, la penetrazione, vedete la fatica che fa Selargius a trovare facilità, davvero grandi gambe difensive per la formazione di Ugo Franz Pinotti. Martiliano ancora per Liga Vente, si gioca un mismatch con Arioli, c'è però il raddoppio di Francesca Russo che adesso prova a spingere. Brava Russo, deve andare a cercarsi il fallo, infatti così è. Brava Russo a superare la Corte, a giocare da sola, a sfruttare il fisico, andare con la mano sinistra e subire il fallo di Roberta Martelliano. Intanto c'è il time out là dove sul cubo del cambio stava prendendo posto l'ex giocatrice dell'Antoniano Manuela Brusa. Time out per noi.
L'urlo che va ad incitare le giocatrici selargine, che in questi 3 minuti hanno messo a segno, anzi non hanno ancora messo a segno nessun canestro, dall'altra parte invece solo 2 punti. Questo a dimostrazione del momento di stallo del match. 22-12 più 10 Milano, vantaggio costruito sulla maggiore intensità difensiva e sulle maggiori gambe della formazione di Ugo Franz Pinotti. Il russo qua ha avuto qualche minuto per rifiatare e mettere dunque a segno il 2-2. Pozzecco, ancora Maffinini, la guardia di Lacorte su Maffinini, si aiuta col braccio, forse in maniera anche un po' irregolare, Paola Novati. La palla però è il possesso della palla, comunque recuperato da Selargius e si riparte da Cinzia Arioli che subisce il fallo. Ora sta cambiando qualcosina in tema di metro arbitrale, arbitri che sono un po' più attenti ai contatti, cosa che non è successo nella fase iniziale. Intanto Franz Pinotti capisce che c'è da dare qualche minuto di ossigeno a Maffinini e allora fuori la top player di casa milanese per la numero 9 Sara Canova, che come detto non era stata utilizzata in quintetto nell'ultimo match, quello vinto contro il Cus Cagliari. Qua non si capisce se sia stata scarica di gambe Arioli oppure una strana lettura delle distanze da canestro. Arioli poi commette uno degli errori più evitabili dello sport della pallacanestro. Da errore fatto mettere un errore in più, quello di commettere un fallo praticamente inutile nella propria metà campo, laddove non c'era alcun pericolo da parte delle avversarie. 22-14, 6 minuti e 20 da giocare in questa seconda frazione di gioco, nel quale di questa terza giornata, nella quale ricordiamo Diretta Sport sarà presente anche per raccontarvi il match, questa volta in differita, tra Cus Cagliari e Fassi Albino, altra delle 4 realtà sarde impegnate in questa seconda categoria nazionale. Virtus Cagliari invece impegnato fuori casa e poi presente anche in questo campionato la bella realtà finalmente tornata in Serie 2 della Mercedes Alghero. Subisce fallo Michela Lacorte e dunque andrà in lunetta l'ex giocatrice dell'Astro Cagliari per il secondo anno con la maglia del San Salvatore Selargius che deve avere la forza di rimanere agganciata a Milano nonostante il momento difficile in chiave offensiva. Riesce a farlo perché sono 8 adesso i punti di ritardo dalla formazione ospite. Liga 20, l'arresto e il tiro, poi va immediatamente a rimbalzo. Guardate quanto è dinamica la giocatrice milanese. La Corte invece rallenta, dà la palla per Lubienovic, la penetrazione, Lubienovic contro Ligallente. Come detto, praticamente 4 fischi arbitrali su movimenti difensivi che non c'erano stati nella fase iniziale. In questo caso però va detto, il fallo a noi non ci è sembrato così chiaro, mi è sembrata un po' una forzatura in penetrazione da parte di Ana Lubienovic, che forse avrebbe dovuto cercare lo scarico. Per gli appassionati di Selargius comunque Lubienovic trova il canestro, il primo dei 2 canestri, non mette invece a segno il secondo, ma c'è lo svarione difensivo a cui non riesce a porre rimedio Federica Pozzecco e dunque sarà un nuovo possesso per Milano. Pinotti dice qualcosa non va e chiama time out. Il pubblico che ricomincia a dare una mano alla formazione di Fabrizio Staico. 24-17, 5 minuti e 33. Russo prova a portare il blocco Galliano, però letteralmente spostata dalle compagne. Eccola la lettura dei direttori di gara. Sono curioso di capire, sì, il fallo questa volta è fischiato a Galliano, che si aiuta un po' troppo col corpo. Non ci sta la giocatrice catalana Brusa, scusate, Manuela Brusa. Era Manuela Brusa a giocare a spalle al canestro. Dicevo, non ci sta la giocatrice a questo punto ex Antonianum Quartu a farsi spostare così dalle avversarie. Canova, la palla è nuovamente fuori per Novati. C'è forse il fallo qua di Cinzia Arioli che rovina sulle compagne. In ogni caso Milano non trova il canestro, dunque Selargius può ripartire con Michela Lacorte. Ancora Arioli,
Lubienovic in punta, il taglio di Arioli, decide invece di giocare al limite dei 24 secondi Selagius, ancora con la corte, il blocco portato da Lubienovic, non riesce il pick and roll, solo adesso con Lubienovic. Brave in questo caso le ragazze di Fabrizio Staico ad avere la pazienza giusta per giocare al limite dei 24 secondi e trovare lo scarico utile ad appoggiare la pallacanestro e poi subire fallo. C'è il bonus intanto per Milano e c'è il terzo fallo personale, ci è sembrato fischiato a Liga 20. Andremo a fare un po' il riassunto dei falli nell'intervallo. Brusa, e infatti è proprio così, terzo fallo di Liga 20, richiamato in panchina da Franz Pinotti. Ora la curiosità di capire come Selagius se la giocherà senza la presenza sotto i vetri della Lungallettone. Un confronto un po' più alla pari in questo momento, almeno dal punto di vista fisico. Lubienovic, bella palla per Maffenini che arriva freschissima ma non riesce a colpire neanche il ferro. Strano, qua subisce un ulteriore fallo e questo è un fallo netto perché Pozzecco era ferma sulle gambe, solo dunque col braccio. C'è da fare un altro cambio per Pinotti, rientra la giocatrice con la maglia numero 5 Ludovica Rossini e dunque con 3 falli personali anche per Federica Pozzecco va in lunetta Francesca Russo. E va a segno il primo dei 2 tiri liberi. Selagius si avvicina al meno 5, purtroppo non è precisa con l'altro tiro Francesca Russo e dunque si rimane con 5 punti di ritardo per la formazione di Fabrizio Staico. L'ottima difesa di Arioli su Martelliano, qua perde il controllo della sfera Ludovica Rossini e dunque una inversione di tendenza del match. Un Selagius che piano piano sta prendendo le misure di questo Sanga Milano che ha iniziato davvero con grande pressione difensiva ma che adesso sta pagando anche in termini di falli gli eccessivi e attenti contatti cercati con la formazione ospite. Anche qua sembrava potessi esserci forse un fallo difensivo, non è così, secondo i direttori di gara, signori Fabrizio Suriano e Riccardo Falcetto. Dunque Milano può ripartire con 3 minuti e 40 da giocare. Paola Novati, pallone per Rossini, la difesa di Arioli, è pronto l'aiuto difensivo di Brusa, pallone invece per Maffenini che si è un po' oscurata in questa fase centrale del match dopo essere partita molto bene. Un Selagius che vediamo invece anche più in palla dal punto di vista atletico. Ora la finta, poteva forse provare il tiro russo. Lubienovic molto coraggiosa nel buttarsi per terra. Vediamo il fallo che è stato fischiato proprio dalla Lubienovic. Forse i direttori di gara hanno visto un contatto irregolare, l'utilizzo del corpo irregolare nel momento di conquista del pallone. C'è il cambio, entra in campo Stefania Guarnieri, ma la vedremo fra un po' sul terreno di gioco perché c'è il nuovo time out chiamato da Fabrizio Staico. 3 minuti e 13 da giocare prima dell'intervallo lungo qui al Palasport di Via Vienna. Maffenini a dare il via al nuovo possesso di casa milanese. Milano che continua a essere avanti di 5 lunghezze ma che ha faticato in questa fase finale di questa seconda frazione. Brava Arioli a seguire il taglio martelliano, il tentativo di tripla non è fortunata. Vediamo un po' la lettura di questo fallo fischiato ancora a Delia Gagliano. Possiamo comunque affermare che il metro arbitrale da una parte e dall'altra è assolutamente identico perché stanno fischiando molto bene, con molta attenzione, cosa che magari non avevano fatto nella fase iniziale del match, e questo comunque è garanzia di buon arbitraggio. Speriamo possa continuare così sino alla fine. La palla per Martelliano, lo scarico praticamente un 0 su 8 da parte di Milano nel tentativo da dietro l'arco in questa fase. Davvero non la mette più la formazione di Franz Pinotti, coach che sta provando
a cambiare ancora una volta le carte, mettendo in campo anche la giocatrice con la maglia numero 14, ossia Valentina Giulietti, playmaker del 98, forse a cercare un po' di precisione che manca anche in casa Selargina. Canova gioca a spalla canestro, c'è Brusa a fare buona guardia, pallone per Maffenini, arriva la tripla, lo vedete il vice Andrea Piccinelli, il suo urlo liberatorio, finalmente la tripla di Maffenini che vale il nuovo +8 di Selargius. Arioli, forzato, ma soprattutto il merito va alla difesa di Milano che ha seguito Arioli fino alla fine. Eccola dunque in campo, è il momento di Valentina Giulietti per Roberta Martelliano. Dall'altra parte dimenticata da un po' in panchina Anna Lussu. Ricordiamo a disposizione anche Giulia Lai, Laura Palmas, Francesca Mura e Denise Pinna, la playmaker classe addirittura 2001, che ha ricevuto la sua freschissima deroga per giocare in Serie 2 nonostante la giovanissima età. Intanto avete visto un confronto verbale pacifico, educato tra il direttore di gara e Fabrizio Staico, uno Staico che probabilmente lamenta qualcosa, mi è sembrato qualcosa non di regolamentare nel tempo trascorso sul tabellone di gioco. Sono 1:50 comunque, la palla adesso è per Ada De Pasquale. Francesca Russo non riesce a trovare la tripla, anche in questa occasione Russo. Può ripartire dunque Milano con 1:40 da giocare. Maffenini, brava in questo caso a giocare con la finta e poi la penetrazione Valentina Giulietti, poi però c'è la stoppata e qua Ada De Pasquale non va sino in fondo, una scelta di personalità che ha dimostrato De Pasquale sin dal suo arrivo in terra Selargina, mettendo a segno triple importanti. È il momento intanto di Francesca Mura, prospetto che da tempo ruota nel settore delle squadre nazionali. Maffenini, un momento particolarmente confuso da una parte e dall'altra. C'è il cambio, entra Francesca Mura ed entra anche Roberta Martelliano per la numero 14, ossia per Valentina Giulietti, che dunque è stata protagonista di una buona giocata offensiva, poi culminata con la stoppata. La pressione difensiva di Milano in questa fase iniziale, in questa fase finale, scusate, della seconda frazione di gioco. De Pasquale, pallone per Cinzia Arioli, prova a giocare ancora in 1 contro 1 Arioli, il blocco di Gagliano, ancora Arioli che forse potrebbe scaricare la palla dopo la penetrazione, invece continua a cercare punti personali. Martelliano, ci sono ancora 30 secondi da giocare, 14 di possesso per Milano. Canova che gioca a spalla canestro, un po' di confusione, la palla però poi arriva nelle mani della giocatrice con la maglia numero 5 Ludovica Rossini. Viene dato come buono il tiro da 3 punti, dunque gran tripla di Rossini e ulteriore tiro supplementare che potrebbe nuovamente catapultare Milano con 10 punti di vantaggio a 24 secondi dalla fine, dunque andando a vanificare in casa Selargius. Così è tutto quello che con tanta fatica era stato fatto nella parte nevralgica di questa seconda frazione di gioco. 31-21, 15 secondi, pallone nelle mani di Cinzia Arioli, ancora la penetrazione di Arioli, scarico per Laura Palmas che intanto è entrata poco fa, non c'è, anzi sì, c'è il tempo per l'ultima offensiva milanese. Martelliano non va, ma non c'è davvero più il tempo, si va così negli spogliatoi con Selargius in ritardo di 10 lunghezze, se volete Milano in vantaggio di 10 lunghezze. Per noi alcuni spot pubblicitari e poi torneremo qua dal Palasport di Via Vienna per raccontarvi la seconda parte di San Salvatore Selargius Sanga Milano.
una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, no, non affidare al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Ci sono 10 punti da recuperare per il San Salvatore Selagius in questa seconda parte di gara, nuovamente collegati dal Palasport Via Vienna per San Salvatore Selagius Sanga Milano, terza giornata della Serie 2 femminile di basket. Come detto, la formazione di Ugo Franz Pinotti è in vantaggio di 10 lunghezze, 31-21, vantaggio riconquistato dopo aver sofferto nella parte nevralgica della seconda frazione. Ora la pressione di la offensiva di Cinzia Arioli, la palla arriva nelle mani di Ana Lubienovic, penetrazione di Lubienovic, canestro, e dunque Selagius inizia con gran piglio questa seconda parte di gara. Penetrazione ancora di Canova, lunga circolazione, la stoppata di Delia Gagliano che fa scorrere il tempo, i 24 secondi utili a trovare l'offensiva. Arioli, Ana Lubienovic, il taglio di Gagliano che gioca molto bene con Canova, non trova l'aiuto di nessuna compagna, allora si riparte da Ana Lubienovic, nuova penetrazione, guardate, stesso tema della penetrazione precedente, dunque 4 punti di Ana Lubienovic che valgono il 31-25 più 6 per Milano. Martelliano adesso. La palla ancora per Canova, penetrazione di Canova, un po' forzato il tiro, recupera Lubienovic che a questo punto diventa l'autentica protagonista di questo primo minuto e mezzo della terza frazione. Lubienovic che subisce anche il fallo e c'è il time out immediatamente chiamato da Ugo Franz Pinotti. Le due penetrazioni identiche di Ana Lubienovic danno dunque nuovo ossigeno a questo San Salvatore Selagius che si ritrova con 6 punti da recuperare contro il Sanga Milano qua a Selagius. 8 minuti e 28 da giocare nella terza frazione, ancora il possesso di palla per Lubienovic, prova ad andare via e ad arrivare poi sulla palla Anna Lussu, c'è da battere Martelliano, la palla ancora nelle mani di Cinzia Arioli, 7 secondi da giocare, Ada De Pasquale trova la penetrazione col canestro nonostante l'aiuto difensivo delle giocatrici in maglia nero-arancione. -4 Selagius che dunque dà un grande impatto a al suo rientro in campo dopo l'intervallo lungo. Martelliano, pallone per la giocatrice con la maglia numero 6, ma sbaglia davvero tantissimo Milano in questo momento. Si riparte dunque da Anna Lussu, in precedenza era Stefania Guarnieri, pallone per Gagliano che è un po' troppo morbida nel cercare l'appoggio a tabellone. Pozzecco per la tripla che ridà un po' di vigore alla formazione ospite, 34-27, ancora 7 punti di vantaggio per Milano, una tripla importantissima per la formazione di Pinotti che tiene a debita distanza a quella di Fabrizio Staico. De Pasquale chiama palla Gagliano che deve giocare spalla canestro contro Canova, ancora Gagliano, chiede un po' troppo alle sue gambe la giocatrice ex Coscaglieri, dunque Milano può ripartire con Roberta Martelliano. Pozzecco, Guarnieri dimenticata sotto Maffenini, il taglio in backdoor solo da servire la giocatrice milanese che così appoggia per il nuovo +9 milanese. Lussu, è mancato l'apporto offensivo di Anna Lussu, ma la squadra decisamente più lunga rispetto al passato permette di sfruttare altre armi a coach Staico. Pallone molto bello questo di Pozzecco per Sara Canova che poi subisce fallo. E dunque andrà in lunetta, intanto arriva anche il
quarto fallo addirittura di Anna Lussu, e dunque Lussu destinata a sedere a lungo in panchina. Canova sbaglia il primo dei due tentativi dalla lunetta. E sbaglia anche il secondo, ma Selagius si dimentica il meccanismo del tagliafuori, e allora Stefania Guarnieri può saltare indisturbata e recuperare questo bel pallone nel cuore dell'area. Ancora Canova, che intanto è salita in cattedra, così come aveva fatto Lubienovic nella parte iniziale della seconda frazione. Dunque due mini strappi da una parte e dall'altra, quest'ultimo riporta Milano in vantaggio di 11 lunghezze. Il blocco portato da Gagliano per Russo, che deve provare la penetrazione, che premia col canestro la giocatrice del Selargio. Si continua a correre tantissimo, squadre che non si risparmiano né da una parte né dall'altra. Maffenini la deve seguire Ada De Pasquale, la tripla di Maffenini, il tentativo che però non è fortunato. Molto brava, recupera Gagliano, troppo lungo per Ada De Pasquale, che tocca per ultimo, e dunque con 24 secondi sarà ancora Milano a giocare il proprio possesso. 38-29, 9 punti di vantaggio, 5:30 da giocare. Questa è directasport.it, la web tv dello sport sardo, a raccontarvi una delle 20 discipline sportive presenti sul nostro sito, ormai da tempo testata giornalistica dedicata alla promozione dello sport in Sardegna e non solo. Qua un po' troppo farraginosa la transizione di Selargius, forse Arioli poteva lei provare ad appoggiare, non era in equilibrio sul piede giusto, allora ha provato a scaricare su Russo. La palla comunque è ancora del Selargius, che ha 18 secondi per provare l'attacco. De Pasquale dall'angolo, la penetrazione molto ben tenuta da Canova. Ancora la palla per Gagliano, e qua, anche qua in questa occasione ha lasciato un po' troppo sola la formazione selargina. La smorfia di stanchezza di Gagliano, qua si dimenticano ancora di Canova, ma poi sono bravi nell'aiuto difensivo le giocatrici di Staico. Si riparte da Russo, ma c'è da rifare tutto da capo. Forse questa sarebbe stata la scelta migliore per Selargius. Meno male che dall'altra parte c'è Arioli, che poi riesce anche a colpire la palla, a far arrivare nella schiena di Sara Canova, che poi involontariamente la fa arrivare fuori dal terreno di gioco, e dunque si riparte col possesso Selargius. Come è successo in precedenza, ancora una volta punteggio fermo per più di un giro di lancetta, dunque 38-29 ancora, con 4 minuti e 30 da giocare. Vediamo il fallo adesso, che mi sembra fischiato a Guarnieri nel tentativo di anticipo, andato a buon fine, ma evidentemente utilizzando un metodo non regolamentare. Suona Lubienovic, non c'è bonus ancora, e dunque si riparte dal possesso selargino. Ada De Pasquale, rimessa dal fondo, doppi cambi, pallone che arriva solo adesso nelle mani di Lubienovic. C'è il ribaltamento scalando tutte le posizioni, la palla poi che ritorna su Lubienovic, e qua il plauso è tutto per Francesca Russo, che si ravvede del taglio sotto canestro della slovena, che tiene in vita questo San Salvatore Selargius, non certamente al meglio della sua performance, ma va detto, contro gambe davvero prontissime quali sono fino ad ora quelle milanesi. Il canestro ancora di Stefania Guarnieri per il 40-31, 3:55. Gagliano, Russo, Lubienovic, Guarnieri a fare buona guardia su di lei. Pallone per De Pasquale, che trova la tripla importantissima. Anche in questo caso Selargius decide di scalare tutte le posizioni nel ribaltamento, ma Ada De Pasquale ci ha più volte abituato a queste scelte offensive. Pallone per Martelliano, intanto esce dal fondo la numero 4 Federica Pozzecco, che però non trova il canestro, lo trova adesso Paola Novati. Milano continua ad avere soluzioni molto ricche. Russo
Francesca Russo in penetrazione, qua decisamente forzato, cade a terra intanto, caduta a terra intanto Francesca Russo. Il pubblico chiede di accorgersene, poi in realtà invece tutto rimane così perché la fortuna vuole che la palla ritorni nelle mani di Selargius. È stato facile servire Ana Lubienovic, che era rimasta nella propria metà campo più che altro per soccorrere la compagna di squadra, poi è stata abbastanza fortunata nel trovarsi al punto giusto al momento giusto. C'è solo da appoggiare questo pallone a canestro che vale il 42-36, dunque 6 punti di ritardo ancora per Selargius, che ricordiamo è riuscito ad avvicinarsi sino al -3, ora è a -6. 2 minuti e 44 da giocare. Ludovica Rossini in regia, pallone per Martelliano, fuori per Guarnieri, il taglio che però non premia la giocatrice con la maglia numero 19, Loriana Valli, che poi però riesce a trovare il canestro, complice un aiuto difensivo arrivato in ritardo da parte di Ana Lubienovic. E allora si riparte da Cinzia Arioli, pallone per Ada De Pasquale, prova lei la penetrazione, ma c'è addirittura un quadruplo raddoppio di Milano che obbliga alla fine De Pasquale a accompagnare la palla fuori dal terreno di gioco. 2 minuti e 12 più 8 Milano. Rossini, Maffenini, il blocco di Valli non lo utilizza, ma poi è fortunata perché mantiene il possesso Ludovica Rossini. La palla finisce sul corpo di Ada De Pasquale e dunque Milano avrà ancora 8 secondi per dare conclusione al suo possesso offensivo. Martelliano, brava, molto molto brava Martelliano, sale prima di tutti e trova un, per lei, facile canestro che vale nuovamente il più 10 per Milano. 4-6-3-6, punteggio non alto, a dimostrazione di due difese molto molto protagoniste sia da una parte che dall'altra. Lubienovic, brava Maffenini a sporcare la sfera, la perde poi Lubienovic e la tocca anche per ultimo, e dunque i direttori di gara, come spesso accade in queste occasioni, sono portati a premiare, al di là di chi ha poi realmente fatto l'ultimo tocco, premiare la difesa. Rossini, brava Lubienovic a giocare d'anticipo, poi però non è fortunata, qua prova a scaricare verso la compagna Martelliano, la palla però è fuori misura e dunque si riparte dal San Salvatore Selargius, che mette dentro nuovamente Manuela Brusa. Qualche altro minuto di riposo per Ana Lubienovic, pressione difensiva da parte di Milano, quasi tutto campo. Arioli, De Pasquale, difficile trovare posizione per Delia Gagliano, recupera però poi palla Arioli contro Maffenini. Un gran bel confronto questo tra le due stelle di questo campionato. Qua c'era decisamente un fallo di corpo di Maffenini, un Arioli che sta soffrendo troppo la pressione difensiva di Maffenini. E possiamo anche dire ai direttori di gara che sono tornati al vecchio sistema, un metro arbitrale decisamente più tollerante rispetto a quello che è accaduto nella seconda frazione, dove stavano praticamente fischiando tutti i contatti. Vediamo dunque che cosa succederà poi nella quarta e ultima frazione. Ora Maffenini prova ancora la tripla, il rimbalzo però è ancora di Milano, con Rossini altri 12 secondi per attaccare l'attacco. Valle ancora Maffenini, la guardia di Ada De Pasquale che si appiccica molto al cecchino di casa milanese, il raddoppio di Russo. Ora c'è un 3 contro 2, Arioli in possesso, palla per Russo che subisce un fallo, e anche qua io mi sento di dire un fallo molto vigoroso da parte della formazione milanese, assolutamente falli corretti, però comunque con grande temperamento, quindi della formazione di Ugo, Franz e Pinotti. Russo in lunetta con 16 secondi da giocare in questa terza frazione. Dentro il primo dei 2 tiri liberi per Francesca Russo.
è dentro anche il secondo. 4-6-3-8, una Selagius che continua a rincorrere. L'ultimo possesso sarà presumibilmente questo della formazione lombarda con Ludovica Rossini. 4 secondi, pallone per Martelliano, penetrazione di Martelliano e qua c'è un fallo fischiato, vediamo a chi, la giocatrice con la maglia numero 15. Dunque si tratta di un fallo fischiato a Delia Gagliano, un fallo che permette a Milano di giocare una sorta di buzzer beater di questa terza frazione con 1 secondo e 2 decimi. Vediamo come verrà giocato. Invece il recupero di Arioli ed è Russo a provare il tiro da metà campo e per poco non arriva una beffa che sarebbe stata quasi storica in questa categoria, un tiro da ben oltre la linea di metà campo. Finisce dunque anche la terza frazione, Selagius in ritardo di 8 lunghezze, 2 minuti di pausa per noi e poi nuovamente qui per conoscere chi sarà la squadra vincitrice tra San Salvatore Selagius e Sanga Milano. Nuovamente in diretta dal Palasport di Via Vienna per l'ultima frazione di gioco, terza giornata di andata della Serie 2 femminile in campo San Salvatore Selagius e Sanga Milano. Ricordiamo entrambe le formazioni sono a punteggio pieno insieme all'altra formazione lombarda, Sesto San Giovanni e a Orvieto. Siamo però ovviamente solo alla terza giornata di gioco del campionato e dunque tutto è ancora da decidere. Una delle due ovviamente dovrà gioco forza interrompere questa striscia positiva. Milano che è avanti di 8 lunghezze e che riparte con la rimessa a metà campo di Sara Canova. Pallone per Federica Pozzecco e mi sembra di vedere una difesa a zona da parte della formazione di Fabrizio Staico, che per poco non premia immediatamente con un anticipo di Cinzia Arioli. Staico probabilmente legge la scarsa precisione da dietro l'arco della formazione milanese. Martelliano che subisce fallo e qua mi sento di dire assolutamente chiarissimo il fallo subito da Martelliano, il fallo del numero 1, della numero 1, cioè Cinzia Arioli. E dunque Martelliano andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Non va però il primo dei 2 tentativi dalla lunetta. E non va neanche il secondo tentativo di questa guardia del 1992, per lei 2 punti in 32 minuti di utilizzo, dunque non un altissimo potenziale, anzi mi sento di dire proprio un potenziale molto scarno dal punto di vista offensivo, ma tanta presenza in cabina di regia nella gestione del ritmo. Intanto è rientrata sul fronte milanese la Lunga, che è rimasta in panchina per tanto tempo. Si parla di Liga Vente, che era stata protagonista di 3 falli nella seconda frazione, dunque è rimasta praticamente seduta per ben 10 minuti. Eccola qua, la vedete, Liga Vente. In questo caso non riesce il suo servizio per Galliano, la giocatrice con la maglia numero 40. E dunque si riparte dai 4 secondi che ha Milano, si aiuta però col corpo, con la mano. Qui la numero 4, Federica Pozzecco, e trova invece un gran canestro in transizione Ada De Pasquale. San Salvatore è sempre lì, ha sempre inseguito per tutto il match, ma è sempre lì a 6 punti di ritardo, 46-40, time out chiamato subito da coach Ugo Franz Pinotti. 8 minuti e 45 da giocare, più 6 per il Ponte Casa d'Aste Milano. Milano che riparte dal possesso di Federica Pozzecco. Prosegue la difesa a zona da parte del San Salvatore Selagius. Deve trovare qualche punto da dietro l'arco la formazione milanese per dare sicurezza a questi 6 punti di vantaggio. Ancora la circolazione, brava Liga Vente in penetrazione, come detto, tra le sue giocate anche quelle fronte a canestro. Francesca Russo, Gagliano, anzi scusate, Manuela Brusa, che continua a confondere anche per la capigliatura in realtà molto simile delle due giocatrici. Ora invece è Arioli a non trovare
la penetrazione, qua rovina fuori dal campo, pestando la linea del fondo Manuela Brusa. 8 minuti da giocare, Milano avanti di 8 lunghezze, 48-40. Pozzecco, Canova, ancora Pozzecco, Martelliano, il taglio in backdoor da parte della giocatrice con la maglia numero 9, ancora Canova. Rientra intanto per il San Salvatore, c'è un doppio cambio, per il San Salvatore rientra Anna Lubienovic, fuori Ilia Gagliano e rientra anche Paola Novati, molto positiva nel suo ingresso in campo in precedenza per la giocatrice con la maglia numero 40, Laura Galiano. Russo, Lubienovic, le due straniere a confronto. Brusa prova a girarsi, addirittura non riesce a girarsi con la difesa di Novati, vedete la smorfia di Manuela Brusa. ...14 secondi per Selarges, ancora Lubienovic, Arioli, penetrazione, scarico per Russo, molto bella questa palla di Arioli per Russo, molto brava Arioli a pescare la tripla di Francesca Russo. 48-43, 5 punti di vantaggio Milano, e arriva anche il tifo del sempre caldissimo Palasport Selargino, ma guardate come punisce Milano con l'esperienza di Sara Canova, che dietro di tutte trova il taglio che poi suggerisce l'appoggio alla compagna, dalla compagna, per trovare il canestro del +7 milanese. Ancora Russo, qua c'è un fallo con le gambe di Novati, sta riaccadendo quanto è successo nella seconda frazione, direttori di gara più attenti nei contatti, e vedete anche il ritorno in campo di Anna Lussu per Cinzia Arioli. Bisogna centellinare l'utilizzo di Arioli probabilmente nei minuti finali del match. Maffenini invece nuovamente messa in campo da coach Ugo Franz Pinotti al posto di Paola Novati. Lubienovic gioca l'1 contro 1 contro Ligavente, più rapida di gambe Lubienovic. C'è una sorta di mismatch forse dal punto di vista atletico tra le due. Lubienovic che è leggermente più frontale rispetto alla lunga Lettone, che qua poi sbaglia appoggiando con la sua mano forte la sinistra, ma sul tabellone senza neanche colpire il ferro. 5 punti di ritardo per Selargios, 6 minuti ancora da giocare in questo match. Pallone per Lussu che a freddo tenta la tripla, ma come detto talmente tanto a freddo da rendersi protagonista di un tiro decisamente fuori misura. Un bel dai e vai, semplice dai e vai tra Canova e Maffenini, scambio che permette di andare a canestro e di, mi è sembrato, subire anche un fallo, e infatti così Maffenini andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Selargios che è protagonista del massimo sforzo con 5 lunghezze da recuperare che diventano e che rimangono 5, perché Maffenini sbaglia uno dei 2 tiri liberi. La guardia di Varese, per lei terzo anno a Milano, la ricordiamo qui a Selargios perché ne fece addirittura 40 alcuni anni fa. Una giocatrice che viaggia quasi 23 punti di media in poco meno di 30 minuti di utilizzo. Mette a segno il secondo dei 2 tiri liberi Maffenini, 51-45. Ancora Brusa, e però forza questo passaggio. Canova in contropiede, errori che non vanno fatti se Selargios vuole rimanere incollata alla formazione milanese. 5-3-4-5 più 8, 5 minuti e 23 ancora da giocare. Brusa, Lubienovic, penetrazione ancora di Lubienovic, che qua forse si spaventa dell'arrivo della fisicità
di Ligavente. Selagius però che recupera ancora una volta la palla, pallone per Brusa che non è fortunata nel trovare il canestro, trova però il fallo di Maffenini che, se non sbaglio, è il quarto fallo, ma forse ricordo male. No, assolutamente no, è solo il primo fallo di Giulia Maffenini. Ad averne 3 invece è la Lunga, Lettone, Ligavente. In panchina, ricordiamo, per Selagius anche Cinzia Arioli, Martina Lacorte, Laura Palmas, Giulia Lai, Francesca Mura e Denise Pinna, oltre a Delia Gagliano che vedete seduta un po' più lontana dal gruppo. Non va a segno il primo dei 2 tiri liberi per Manuela Brusa, mette invece a segno il secondo, e dunque 53-46, 7 punti di vantaggio per Milano a 4 minuti e 50 ancora dalla fine. Recupera Francesca Russo, pallone per De Pasquale, si riparte però da Russo, si continua a giocare con molta fisicità sotto i vetri. Qua adesso è stato fischiato un fallo antisportivo alla formazione Selargina, perché Manuela Brusa, che si è sentita spinta da dietro dalle lunghe milanesi, poi ha fatto trapelare un urlo di protesta, e questo ha portato il direttore di gara, che adesso vedete dall'occhio attento di Andrea Farris, colloquiare con il coach Fabrizio Staico, ha portato, dicevo, il direttore di gara a fischiare un fallo antisportivo che, mi sento di dire, a 4 minuti e 34 dalla fine del match, con 7 punti di vantaggio per Milano, potrebbe essere pesantissimo per la formazione selargina. Maffenini avrà 2 tiri liberi, non mette a segno per il bene di Selagius, scusate, avrà un solo tiro libero, non lo mette a segno, avrà però il possesso Milano. Rientra Cinzia Arioli per Brusa, l'esperienza dell'ex capitano del Cus Cagliari per provare a rimettere in sesto questa partita difficile sin dai suoi istanti iniziali. Ancora la difesa zona di Selagius, Arioli su Maffenini, Pozzecco, anzi no scusate, Rossini, pallone per Ligavente, scarica sotto, brava però Russo a spizzare questo pallone, sporcarlo e farlo arrivare nuovamente nelle mani delle compagne. Arioli, Lubienovic, De Pasquale, Anna Lusso e ancora Arioli, si attacca Maffenini, gambe davvero freschissime quelle di Giulia Maffenini per Milano, riesce solo per un attimo ad andare via Arioli, che però poi nell'esitazione è subito recuperata dalla giocatrice lombarda. Martelliano, Rossini, tripla di Rossini, non va, non salta in questo caso Arioli, un po' stanca. Milano ha qualcosa in più dal punto di vista atletico, decisamente qualcosa in più, solo l'orgoglio invece per la formazione giallonera, che ci riprova ancora a 3 minuti e mezzo, 46-53. Lubienovic, Russo che adesso gioca addirittura a spalle a canestro, e c'è il fallo, una Russo che prova a trovare posizione senza usare le mani, ma è difficile. Il fallo adesso è fischiato alla numero 19, Loriana Valli, dentro la giovanissima Francesca Mura per Ada De Pasquale, e questa è dimostrazione di quanto il San Salvatore Selagius creda nelle sue giovani. Una classe 2000 messa in campo a 3 minuti e 20 con 7 punti da recuperare in quello che è il big match di questa terza giornata, un gran bel segnale. La vedete, Mura con la maglia numero 7, la palla per Russo che prova a giocare fronte a canestro, c'è davvero una pressione incredibile da parte di Milano, che però commette ancora fallo e
l'artefice del fallo è ancora il numero 19 Loriana Valli. Dunque il russo andrà in lunetta, la strategia dunque offensiva è quella di sfruttare il dinamismo di gamba di Francesca Russo, spalle a canestro, una Russo che sembra avere ancora un po' più di gambe rispetto alle compagne, lo dimostra anche questo pallone che si arrampica e che vale l'1-2 dalla lunetta. 6 punti di ritardo, 3 minuti e 30, anche questo pallone si arrampica e va dentro. Time out chiamato, se non sbaglio, da coach Franz Pinotti, stava però entrando in campo Sara Canova, vedremo per chi, lo vedremo alla fine di questo time out. Ultimi 3 minuti e 11 secondi del match, Milano avanti di 5 lunghezze, pressione tutto campo da parte del San Salvatore Celargius, a fare un po' di paura alla formazione di Ugo Franz Pinotti. Rossini, pallone per Ligavente, per poco Mura non riesce ad avventarsi sulla sfera e arrivare per prima. Maffenini, la difesa di Mura su Maffenini, bisogna aiutare un po' di più qua, un po' scarica l'attacco di Milano, che però ha tutto il tempo per rimettere un po' in ordine le cose. Ora però ha solo 8 secondi. Martelliano, penetrazione da sinistra, pressione e stoppata addirittura di 3 giocatrici in maglia giallonera. Arioli non ha la forza per andare in contropiede, Lussu non riesce ad andare via nell'1 contro 1, allora ci si affida ancora a Francesca Russo, che come detto in precedenza prova a sfruttare la sua capacità di gioco spalle a canestro, trovando ancora un importante canestro che riporta Celargius a -3, praticamente il massimo svantaggio. Guardate qua, Canova butta fuori la palla e questa, mi sento di dire, questa è una scelta veramente strana, che la palla sembrava decisamente essere indirizzata direttamente da Canova a fuori. E bravi direttori di gara, lo diciamo, i signori Fabrizio Suriano e Riccardo Falcetto, bravi a cambiare direzione, cambiare decisione. Questo, io mi sento di dire, dimostra lo spessore caratteriale di un arbitro che riconosce di aver sbagliato, al di là di quello che può essere stato l'errore commesso. Si riparte dunque dal possesso di Celargius, che ha 2 minuti per provare a impattare, 3 lunghezze di ritardo. Arioli, Russo non deve fermare il gioco Russo, c'è l'1 contro 1 con Maffenini, qua chiede un po' troppo alle proprie capacità balistiche, poi però Lubienovic è brava a trovare la penetrazione. Fischio di passi, infrazione di passi fischiata da Ana Lussu, che forse ha appoggiato il piede d'appoggio prima di lasciare la palla. La pressione di Mura, 1 minuto e 38, più 3 Milano. Maffenini, ancora un errore di Milano, può ripartire Russo, ma Milano è subito pronta in equilibrio difensivo. Allora si riparte da Lubienovic, occorre una tripla coraggiosa, invece arriva l'arresto e tiro di Arioli che vale il -1 Celargius. Pinotti chiama subito il cambio, Canova non ha più niente da dare dal punto di vista atletico, allora si prova a giocare la carta Paola Novati, il coach milanese. 1 minuto e 15, Milano in vantaggio di una lunghezza, e ancora in pressione tutto campo Celargius con la giovanissima Francesca Mura. Brava Maffenini qua a scaricare per Ligavente, circolazione ancora per Martelliano, non va, rimbalzo però ancora di Maffenini, si riparte con altri 12 secondi, ancora Miliano, ancora Maffenini, penetrazione, fallo forse fischiato ad Arioli. Non è così per i direttori di gara, brava però Ligavente, adesso non si può non fischiare il fallo a Ana Lubienovic, fallo che c'è in maniera totale, e dunque nuovo possesso Milano che ha anche il bonus, e dunque Celargius, qualora dovesse riuscire a recuperare palla, dovrà provare ad andare in penetrazione, anche per usufruire eventualmente di 2 tiri liberi. Maffenini, Martelliano, non bisogna far fare canestro, qua c'è un gioco decisamente maschio da parte di Paola Novati. 41 secondi, Arioli, a Celargius a dare davvero tutto quello che ha Arioli. Lussu, difficile trovare
uno spiraglio per la via del canestro. Ancora Russo, bisogna cercare maggiore circolazione. Qua una forzatura di Russo, chiama a gran voce il fallo coach Stajko, fallo che arriva subito, 16 secondi da giocare, Milano avanti di una lunghezza e non può coach Stajko che chiamare time out. Ultimi 16 secondi da giocare dunque, San Salvatore Milano, Lombardi avanti di una sola lunghezza, 53-52, ma in lunetta con Giulia Maffenini, che non è stata precisissima da dietro l'arco in questo match, un match caratterizzato da grande impronta difensiva da una parte e dall'altra. Mette invece a segno Maffenini con grande personalità il primo dei 2 tiri liberi. Non va il secondo tiro libero, ma c'è ancora un rimbalzo offensivo di Milano e 13 secondi e 6 decimi da giocare. Questa volta sarà Federica Pozzecco, playmaker di Trieste del 1993. Per lei 7 punti di media in 30 minuti di utilizzo, davvero un grande carico di responsabilità. Brava Federica Pozzecco. 3 punti di lunghezza, di vantaggio dunque adesso. 4. Brava veramente Pozzecco, non si può che chiamare time out. Coach Stajko deve inventarsi qualcosa di davvero molto difficile per provare a vincere questa partita. Tripla immediata più fallo ancora più immediato se possibile per il San Salvatore Selargius per provare a rimettere in sesto questa partita che in questi ultimi 13 secondi, vediamo Arioli, deve cercare la tripla Lubienovic, arriva la stoppata invece di Ligavente e l'infrazione di passi di Michela Lacorte, che praticamente chiude i giochi regalando alla formazione milanese un importantissimo successo in casa Selargina, successo che va a premiare la formazione lombarda. Vince dunque il Ponte Casa d'Aste Milano, supera un San Salvatore Selargius Maidomo. Lo fa con una prestazione importante, una prestazione di personalità, una prestazione figlia di grande preparazione dal punto di vista atletico. Un San Salvatore Selargius che comunque ha dimostrato di essere squadra lunga, di potersela giocare con tutte. Un San Salvatore Selargius che interrompe la propria striscia positiva di 2 vittorie, oggi diventano 2 vittorie su 3, ma che certamente proseguirà il proprio con coach Fabrizio Stajko, a cui chiedo di avvicinarsi a favore di telecamera, perché insomma partiamo da una considerazione: tra San Salvatore Selargius e Milano escono sempre fuori delle bellissime partite e questa non è stata da meno. Sì, però una cosa che rende comune sempre le partite è che vincono sempre loro, quindi speriamo che al ritorno ci sia l'opportunità che questo meccanismo, oltre che di bellezza, cambia anche in fattore risultato. Un San Salvatore Selargius che ha sempre dovuto inseguire, mi è sembrato che l'intensità difensiva, le gambe delle giovanissime formazioni milanesi sono stato forse l'ingrediente in più di questa partita. No, senza dubbio, ho grandi abilità nel buttare la palla in terra e costruirsi vantaggi, cosa che purtroppo abbiamo anche noi. Solo che l'abbiamo fatto troppo tardi, anche nello spogliatoio si incentivava un po' di più il gioco con la palla piuttosto che quello senza palla, perché le vedevo più sofferenti, tant'è vero che la straniera ha pagato anche la difesa su Ana e su altre situazioni, come lei tante altre, solo che niente, finito qua. Non ami parlare degli arbitri, tanti contatti concessi però in questo match che è andato a premiare le gambe forse più pronte di Milano. No, senza dubbio, no, ma poi sono non tanto i fischi sbagliati spesso, ma quanto le interpretazioni che vengono dichiarate, perché poi gli arbitri vengono a parlare con noi. Io ho giocatrici che hanno difficoltà a fingere in mezzo all'aria, ma proprio penso anche nella vita, quindi mi viene difficile dare un'interpretazione di questo tipo. Poi è chiaro che per me è più semplice, per loro sarà più problematico, visto che io parto da una base di conoscenza.
Però se una brusa lì in quel contatto mi parli di un fallo antisportivo, intenzionale, chiamalo come vuoi, per simulazione, dopo che la 5 l'ha presa a sportellate per 3 secondi, 4 secondi dentro l'area, può essere nato senz'altro da un precedente, e loro purtroppo queste interpretazioni non le hanno proprio, anzi. Una sconfitta che peraltro è arrivata di misura, solo 56-52, 4 punti, che cosa cambia nel cammino del Selagius? No, non cambia assolutamente niente, si prende consapevolezza di quello che accade in partita sul piano negativo, su un piano positivo, e si lavora. L'importante è che ci sia la serenità di un gruppo a entrare nei meccanismi, a prendersi i ruoli che comunque sia gli vengono dati, e punto e basta. Dicevo, con coach Taiko, tra San Salvatore Selagius e Sanga Milano escono fuori sempre delle belle partite, in questa protagoniste soprattutto le difese. Sì, devo dire, dopo il primo quarto in cui sembrava che noi potessimo prendere il sopravvento, in realtà è diventata una partita difficile. Il secondo quarto l'abbiamo, credo, più o meno pareggiato o perso, se non mi ricordo. E il terzo quarto è stato forse il momento più difficile per noi, ma dove abbiamo tirato fuori il carattere, abbiamo contenuto, e l'ultimo quarto è stata una cosa bestiale, una lotta, ma veramente da primato. Ci giocavamo il primato oggi e credo che lo meritiamo entrambe, sia noi che Selagius. Poi deve vincere una sola ovviamente, e per me, grazie a Dio, abbiamo vinto noi, ecco. Però gran partita. Un ingrediente di questa vittoria sta forse nelle gambe davvero molto atletiche delle tue giovanissime, che sono preparate dal punto di vista atletico. Abbiamo visto un'intensità difensiva che ha quasi sorpreso un po' tutte le giocatrici avversarie. Sì, noi quest'anno, a differenza dell'anno scorso, giochiamo con tutta la panchina. L'anno scorso avevamo 5-6 giocatrici, quest'anno devo dire che stanno in campo alla grande. Rossini, che è il playmaker, oggi Pozzecco non ha brillato tantissimo, alla fine è riuscita con la sua lucidità e l'esperienza a venire fuori, ma in realtà abbiamo avuto gran bisogno di Ludovica Rossini, che ha tenuto il campo alla grande. La stessa Loriana Valli, Galliano, Novati, cioè tutte giovani che hanno tenuto il campo benissimo. Stefania Guarneri da lodare. In fin dei conti noi avevamo Liga 20 con 3 falli subito, io non le ho fatto giocare un quarto intero, quindi abbiamo giocato un quarto senza Liga. Insomma, ci avevano veramente messo in difficoltà. Devo dire che Staiko aveva, come sempre, preparato molto bene la partita, cioè vincere qua non è facile per nessuno, per cui per noi è una doppia soddisfazione. Si riparte da un 3-3, da una ricostruzione di ogni anno, perché tu costruisci grandi giocatrici giovanissime, poi le lasci andare via le altre, riparti da capo, fai sempre meglio, e adesso fra 7 giorni arriva il quasi derby con Sesto San Giovanni. Per le grandi giocatrici ti ringrazio, la nazionale italiana evidentemente non la pensa così, e quelli del settore, perché non so come mai, ma convocano il mondo, non convocano mai nessuno del Sanga, né nel giovanile, evidentemente c'è un po' di ostracismo, ma non è che mi importi molto. Tra l'altro fammi dire, Milano non è dietro, non è nell'angolo. No, esatto, ma guarda, è normale, tanti anni che è così, non è che mi importi molto. Io da sempre dico alle mie ragazze che la loro nazionale, così come era la loro azzurrina, era il Sanga, ed è e rimane il Sanga. Noi lavoriamo molto bene. Io penso di avere la soddisfazione di creare ottime giocatrici che poi vedo vanno a giocare dalle altre parti. Carugata in particolare sempre a piene mani viene a prendere da noi, ma chiunque, anche Geas, chiunque, va bene così. Io sono molto contento del nostro ambiente, credo che sia uno degli ambienti più belli, ma non solo perché per l'eccellenza sportiva, ma anche per l'eccellenza sociale, per cui facciamo un gran lavoro anche con le famiglie. Per me questo è molto importante, al di là del fatto che poi siamo anche primi in classifica, ma tra l'altro il 27, adesso giovedì, finalmente il Comune di Milano ci presenterà a Palazzo Marino col sindaco, il vice sindaco, l'assessore, quindi ecco, almeno il Comune ci riconosce un'eccellenza nel sociale che per me è molto importante. Coach, chiudiamo con lo slogan buon sangue a non mente. Avevi promesso determinazione feroce, la stessa che metteranno in campo con Sesto San Giovanni fra 7 giorni. Guarda, con Sesto io non so oggi perché giocano contro Virtus Cagliari, no? Piacerebbe tanto che Virtus Cagliari facesse uno sgambetto a Geas, non credo sia possibile perché Geas, me la sono studiata già in questi giorni anche con Lombardia, è un'ottima squadra. Ha 6 giocatrici da A1 e ha un pivot che è Ercoli, che è veramente normalmente immarcabile. Noi abbiamo in realtà già pensato anche alla prossima partita, ci dovremo però adesso concentrare con maggior determinazione e naturalmente trovando qualche accorgimento anche tattico, non solo tecnico, per contenere le loro bocche da fuoco. Giocheremo da noi, giocheremo per il primato mi sa, perché ho idea che alla fine di stasera saremo primi da soli noi e Geas, è probabile, non lo so, è probabile,
e quindi speriamo che venga tanta gente al Paleseo a vedere una partita che era una partita classica negli anni 70. Milano era l'unica che contendeva scudetti al Geas, poi il Geas vinceva gli scudetti, Milano ne ha vinto uno solo, grande Geas, però Milano insomma è ritornata a un ottimo livello e questo fa piacere. Grazie, faccio allora in complimenti ancora a Ugo Franz Pinotti. Io vado a chiudere questa diretta streaming, direttasport.it, ricordando il risultato finale: Milano espugna il Palasport di Via Vienna Selargius con il risultato di 56-52. L'appuntamento ovviamente per tutti è per i prossimi appuntamenti in diretta streaming di Fritta Streaming targati su direttasport.it. Buon pomeriggio. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport